Prima prova dunque prima batteria del Memorial Vincenzo Gasparetto. 1 Tutù del Ronco, 2 Nosghir, 3 Raissa Sere, 4 Tale Inno, 5 Venanzo Jet, 6 Trillo Park, seconda linea 7 Tarantella Fermo, 8 Viola Trio, 9 Sharon Gari, favori per Tale Inno, numero 4 Davide Nuti. Passano i primi 4 in finale, che sarà la nona corsa del programma. Macchina che stacca, veloce in partenza Raissa Sera che supera Nosghir, all'esterno è già però Tale Inno, più indietro Venanzo Jet a lato di Tutù del Ronco. Davide Nuti in 150 metri sfila con Tale Inno e passa su Raissa Sera e completa il primo parziale in 14,1, mentre all'esterno muove Venanzo Jet. Venanzo Jet gradualmente si porta su Tale Inno al completamento dei 400 e a ridosso di Raissa Sera si trascina Trillo Park, che ha a sua volta in schiena Viola Trio, quindi Sharon Gara a chiudere. Lungo la corda vanno invece Nosghir, Tutù del Ronco e Tarantella Ferme. Se ne vanno i primi 600 in 44 in vantaggio. Davanti alle tribune Tale Inno nei confronti di Venanzo Jet che agisce all'esterno. Lungo la corda c'è Raissa Sera, a largo anche Trillo Park, poi Viola Trio. Cavalli che completano gli 800 in 58,4, 14,4 davanti alle tribune. Sempre leader Tale Inno su Venanzo Jet e Raissa Sera, a largo Trillo Park che segue direttamente Venanzo Jet. Poi lungo la corda va Nosghir, chilometro in 1,13,2. Sempre leader Tale Inno, una lunghezza di margine su Venanzo Jet che prova a riproporsi. Trillo Park rimane in scia a Venanzo, in corda c'è Raissa Sera avanti a Nosghir, poi Viola Trio e gli altri. 400 alla conclusione, il parziale in 13,9 per Tale Inno che allunga ancora, cercando di scrollarsi di dosso Venanzo Jet che va di galoppo a 350 dalla conclusione. Prende vantaggio Numero intanto 5, Tale Inno su Venanzo Raissa Jet, Sera che rimane in seconda posizione alla corda davanti a Nosghir, faticano i cavalli all'esterno, entra nettamente in vantaggio Tale Inno e prova a spostare Raissa Sera a 100 dalla conclusione. Tale Inno in vantaggio, poi in difficoltà nel finale ma controlla ancora agevolmente, mentre al terzo chiude Nosghir davanti a Trillo Park. E questi sono i 4 finalisti, uno 12,2 con 29 a chiudere dopo un 28,7 di penultimo quarto, che significa meno di 58 per gli 800 finali, 57,7, la vittoria comunque mai in discussione per Tale Inno, che Davide Nuti porta al quarto successo consecutivo. Si guadagna così la finale del trofeo Memorial Vincenzo Gasparetto, secondo posto per un'ottima Raissa Sera che, agendo in scia, finisce ancora bene al secondo posto, al terzo Nosghir che precede il numero 6 Trillo Park. Questi i primi 4 finalisti che vedremo nella nona corsa.